Allora, eccoci qua, tornati in studio in diretta, come sempre un'ultima battuta con i nostri ospiti, perché il tempo purtroppo in televisione è sempre tiranno, le cose da dire sono anche sempre tante, soprattutto quando si parla di Venezia e quando si parla di un problema così complesso come quello delle grandi navi. Avvocato Suppiei, com'è che si riesce a conciliare? Allora ci vogliono scelte coraggiose e lungimiranti. Intanto non bisogna guardare l'immediato e si può farlo anche progressivamente, bloccare le cose che sono pericolose, ma poi il ragionamento deve essere di lungo periodo. E a Venezia bisogna evitare che ci siano cose incompatibili con la città e questo i veneziani lo vogliono e la città se lo merita come forma di rispetto. Non si può, per lo sfruttamento costante di questi filoni di turismo di massa, continuamente gravare questa città di cose incompatibili che la snaturano, e non solo fisicamente, ma anche è una violenza nel patrimonio culturale e storico e nel messaggio che può dare alla civiltà di chi la viene a vedere, alla civiltà generale, una città come Venezia. Se tu la vieni a vedere è per quello che ti comunica, non puoi per andarla a vedere distruggere quello che ti comunica e neanche capirlo. Allora bisogna progressivamente eliminare questo problema e bisogna creare che gli accessi alla città siano compatibili anche con il turismo crocieristico. Le navi fuori dalla laguna, e chi vuole realmente, arrivando con le navi a Venezia, avere un rapporto vero con la città, ci vuole un interscambio dai pontili galleggianti fuori, da un porto organizzato meglio, se non è una cosa più provvisoria e galleggiante, eccetera, eccetera, che organizzi la visita e l'accesso alla città con dei mezzi compatibili. Così come non c'è l'asfalto a Venezia e non vogliamo che arrivino i tir come non arrivano nelle altre città, e mai asfalteremo il Canal Grande come qualcuno fa, non vogliamo le grandi navi che distruggono. C'era un progetto antico, ma per fortuna è stato, è stato eliminato. Non le vogliamo. I veneziani vogliono essere rispettati in questo. Ma c'è questo problema del fatto che chi decide alla fine non è veneziano, cioè c'è il problema del fatto che chi decide non conosce veramente, non vive Venezia in prima persona, Boato? Sì, ma il problema è sempre quello. Cioè, forse intendo dire, se decidessero i veneziani si gestissero, non ci sono e non sono state fatte. Il problema è che le compagnie hanno una pressione sui governi e la concessione della marittima è un monopolio avuto senza gara e senza verifica di compatibilità ambientale. Le due cose, nessun piano ha mai deciso che si doveva fare quello che si sta facendo e nessuna verifica ambientale è mai stata fatta. Allora, quando si propone, e abbiamo proposto in tanti, come fare, non è che non lo sappiamo. Abbiamo visto anche adesso il discorso del petrolio, il discorso degli avamporti ridotti fuori dalla bocca di porto. Il problema è volerlo, perché siamo arrivati al punto che abbiamo già mandato 5-6 volte i progetti consegnandoli formalmente al Ministero, lo ricordava anche recentemente Di Tella, e non c'è mai una risposta. Certo, quindi anche sulla cosa che poneva poco fa l'avvocato Suppiei, se mi fate vedere l'immagine capite, la soluzione c'è, non è che non la sappiamo. Se si può proiettare l'immagine 6 che avevate, vediamo, dai, si vede, velocemente la numero 15, vediamo se riusciamo ad averla. Ma è una cosa che qualunque veneziano conosce. Guardate questa immagine. Noi quando avevamo 50 anni fa, Boato, velocemente perché dobbiamo. Velocissimo. Dall'avamporto che c'è fuori, con una motonave della CTV che porta 1200 persone, viaggiando a metà della velocità che oggi è consentita, perché uno per guardare non ha bisogno non ha un appuntamento di lavoro, e quindi bisogna dimezzare le velocità
che va con un terzo certo. di questo, significa non avere più nessun moto ondoso. Certo, certo. Beh, ma qui è chiarissimo, lo vediamo con i puntini gialli, quindi è il tragitto che farebbe questa motonave. Dalla nave che è fuori, certo, certo, all'ingresso in città, certo, e lo certo. stesso vale e la marittima continua a lavorare comunque, quindi questo non, come dire, non pregiudica il lavoro. Moto ondoso. Facciamo chiudere a Chiara Buratti. Se avessero potuto decidere i cittadini direttamente, io dico le navi sarebbero già fuori, perché 10.000 persone l'8 di giugno di quest'anno manifestavano per bloccare il passaggio delle navi. Nel 2014 un referendum autogestito dal comitato ha espresso il voto di più di 18.000 cittadini per dire basta con le grandi navi e no a nuovi scavi in laguna, quindi ecco, il parere dei cittadini è ben chiaro, penso da diversi anni. Aggiungo l'unica cosa, che va tenuto conto di un problema che è locale sicuramente, ma che nel contempo è globale. Un rapporto dell'IPCC di quest'anno ci dice che abbiamo 12 anni per invertire la rotta, non solo noi a Venezia, ma all'interno, in tutto il pianeta, rispetto a questo modello di sviluppo in cui il turismo di massa, in cui il modello delle grandi navi è inserito assolutamente. Quindi io dico, come possiamo pensare che in 12 anni, se continuiamo a perdere tempo così su questa questione, possiamo pensare di salvare anche solo Venezia, e ci abbiamo in ballo il mondo. Certo, certo. Bene, ci fermiamo qui allora per quanto riguarda questo spazio che abbiamo dedicato, questo primo spazio che abbiamo dedicato alla questione delle grandi navi a Venezia. Ringrazio Chiara Buratti del Comitato No Grandi Navi, grazie al professor Stefano Boato, docente di urbanistica allo IUAB, e grazie all'avvocato Giorgio Suppiei, presidente dell'Associazione Arzana di Venezia, per essere stati con noi. Per i telespettatori invece un attimo di pubblicità, torniamo subito, abbiamo la nostra rubrica settimanale del Memento. Questa sera torniamo a parlare della questione delle banche e lo facciamo tra poco.